L'associazione San Giuseppe Maria Tomasia Onlus, in occasione del Santo Natale, ha celebrato a Porta di Ponte ad Agrigento l'evento conclusivo del laboratorio Impara l'arte del riciclo e trasformala in un mestiere. Il laboratorio è stato realizzato con il coinvolgimento degli ospiti del progetto SPRAR, i quali sono stati impegnati nell'elaborazione di presepi con materiale di riciclo, guidati dai professori Rita Calabrese e Maurizio Spiaggiari. I presepi sono stati donati durante l'evento all'associazione AIDO, condividendo un momento di fraternità ed un reciproco scambio di auguri di buone feste. Abbiamo scelto di fare i presepi perché per ricordare il Natale che è la nascita di Gesù Cristo. Anche i ragazzi nostri, nonostante siano per la maggior parte musulmani, sono stati molto felici di fare questo tipo di attività, perché anche per loro la nascita di Gesù è molto ricordata e la conoscenza di Maria in quanto madre di Gesù la riconoscono anche all'interno del Corano stesso. L'evento di oggi nasce a conclusione di un laboratorio che prevede la realizzazione dei presepi utilizzando materiale di riciclo, con il duplice obiettivo da un lato di insegnare ai ragazzi la cultura del riciclo e dall'altro lato dare ai ragazzi l'opportunità di esprimersi, di esprimere la loro creatività ed esprimere anche i loro sentimenti attraverso la creatività. Utilizzando appunto i colori e le forme che più attinenti al loro stato d'animo. Attraverso questo laboratorio i ragazzi hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi alla collettività, in quanto sono stati fortemente motivati dall'obiettivo finale, cioè quello di donare poi i prodotti che hanno realizzato alla comunità locale. E questo obiettivo finale li ha molto motivati, in quanto si sono sentiti parte di questa comunità e capaci di poter donare qualcosa alla collettività.